Da Marilyn Monroe a Charlie Chaplin, da Totò a Pierce Brosnan, passando per icone del cinema come Rocky e Superman. Cavallino Treporti omaggia proprio il cinema con una collettiva d'arte internazionale inaugurata ieri al Centro Culturale Manin di Cassavio e aperta fino al 24 ottobre, organizzata dall'Associazione Arte e Cultura in Laguna in collaborazione con Artemente Gallery. Abbiamo dato come linea per la selezione di ispirarsi un po' alla propria arte per presentare un omaggio e abbinare un'opera ispirata al cinema. Soddisfatti perché la cultura è importante per la nostra comunità per crescere ancora di più come comunità coesa che condivide degli importanti valori. Una collettiva che ha voluto lanciare anche un messaggio di pace. Tra i 142 artisti provenienti da tutta Europa, infatti, anche un grande esempio di fratellanza e pace tra i popoli, che è stato rappresentato da artiste provenienti da Ucraina, Russia, Bielorussia e Israele. Il progetto ha unito con le varie tecniche anche varie nazionalità di persone che oggi purtroppo sono anche in guerra fra di loro. Però l'arte ha unito questo spirito per una serenità possibile. La cultura mette assieme e dialoga con diversi popoli, con diversi pensieri e diversi modi di fare arte. Un momento di cultura fondamentale, specialmente oggi, in cui il dialogo diventa obbligatorio per poter procedere e guardare al futuro dei nostri popoli. Tra gli ospiti presenti all'inaugurazione anche lo scrittore e sceneggiatore Federico Moccia. È stata una bellissima sorpresa perché ci sono stati tantissimi artisti, dalle sfaccettature, dalle sfumature, dalle interpretazioni più diverse di quella che è un'arte che sicuramente li ha colpiti tutti, cioè il cinema, la bellezza del sogno e l'arte ti permette tutto questo. È stato molto bello infatti vedere un incontro di popoli purtroppo in guerra che invece di fronte alla possibilità di far vedere le loro opere si sono ritrovati lasciando giustamente e intelligentemente alle spalle dei problemi che non dovrebbero esserci. L'arte in questo unisce la cultura ed è un peccato che l'ignoranza a volte abbia la meglio.